Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Come potete vedere ci ritroviamo sempre nella solita missione, ovvero silenzio radio. Il nostro unico compito è quello di piazzare un bel esplosivo nella torre di controllo di Howitt in modo tale da interrompere le sue comunicazioni. Allora, vediamo un po', dopo aver effettuato un'entrata trionfale all'interno del nostro bunker, vedremo adesso quello che possiamo fare. Allora, dobbiamo salire probabilmente al piano di sopra, vediamo un po' cosa c'è. Dannazione, la parabola deve essere qua fuori, come dice il nostro caro GPS. Allora, siamo arrivati probabilmente in un'armeria. Oh! Calma! Già ci sono soldati, maledizione, probabilmente soldati di guardia. Vediamo di recuperare le munizioni che sono molto importanti. Ok, vediamo cosa c'è da questa parte. Attenzione, vedo addirittura, come dire, una specie di laser. Spero di avere abbastanza esplosivo. Perfetto, allora, c'è un laser qua, vediamo un po'. Maledizione, vediamo. Attenzione, un bel cecchino. Dobbiamo eliminare quella dannata parabola. Allora, probabilmente l'esplosivo va piazzato in quella zona. Allora, vediamo di eliminare il nostro caro amico qua vicino, ok? Vediamo di farla a pezzi. Attenzione che qua ci guardano questi maledetti, ok? Vediamo di andare immediatamente qua sopra, magari con il nostro caro coltellone. Vieni qua, bello, avanti, facciamolo a pezzi. Senza sprecare colpi, con il nostro caro macete. Allora, vediamo di ragionare. Il suo fucile di precisione potrebbe essere molto utile, però adesso vediamo di far a secchi quei due guardiani in maniera tale che non ci vedano. Ok, vediamo un po' se possiamo farli secchi. Eccolo, bersaglio davanti a noi. È un ottimo bersaglio. E con un altro... Beccati questa, amico mio. Perfetto, probabilmente non ci saranno più guardie. Attenzione. Il nostro caro amico Fuffi è arrivato, un bel Rottweiler di media taglia. Vieni qua, qua c'è Matrix in persona però. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Il nostro fucile di precisione io lo cambierei con quest'altro. Potrebbe essere anche un'ottima alternativa. Vediamo se possiamo prenderlo. Diamo un'occhiata. Ah no, abbiamo preso il suo piccolo mitragliere. Vediamo questo. Mi sembra abbastanza... sembrano identici, perfetto. Allora, la nostra pistolona io dico di cambiarla immediatamente con questo mitraglione. Potrebbe essere molto utile magari nei combattimenti ravvicinati. Perfetto, ci lasciamo anche il nostro mitraglione di Rambo. Adesso ricarichiamo le munizioni. Ottimo. E adesso creiamo, se abbiamo anche la possibilità, qualche bella, come dire, qualche bel kit medico. Ne abbiamo due. Vediamo un po' le endorfine. Probabilmente non possiamo crearlo, maledizione. Però abbiamo qualcosa per quanto riguarda il combattimento. Abbiamo una bella siringa a cecchino. Vediamo un po', un cocktail di stimolanti naturali per sparare con precisione millimetrica senza mirare. Questo potrebbe essere davvero utile. Quindi assegniamo un bello slot proprio nella nostra sezione della fotocamera. Vediamo se possiamo farlo. Dannazione. Probabilmente lo dobbiamo fare necessariamente nella sezione numero 7, ok, sostituiremo le frecce esplosive, molto bene. Adesso avremo la possibilità di essere molto più precisi. Ok, vediamo di utilizzare questa siringa nella maniera migliore. Allora, vediamo un po' intanto, vediamo se c'è qualcosa da queste parti, un piccolo medikit, qualcosa del genere. Vediamo un po' qui dentro. Dannazione. Un bel giubbetto antiproiettili, perfetto. Utilizziamo una bella siringa per curarci queste povere ferite che abbiamo. Ok, vediamo se possiamo piazzare questo dannato esplosivo e far saltare in aria. Bene, vediamo di piazzare questo dannato esplosivo. Allora, zero tacche, caro amico Howitt. Abbiamo un bel po' di dinamita allo stile vecchio West. Vediamo quello che possiamo fare. Allora, dove sei? Arriva la cavalleria. Dannazione, altri nemici. Vediamo di farli fuori. Probabilmente vorranno disinnescare il nostro esplosivo. Eccone altri, maledizione. Utilizziamo qualche bella granatina. Beccatevi questa, amici miei. Vediamo un po'. Ecco l'altro bersaglio davanti a noi, fatta a pezzettini. Maledizione, eccone altri. Si avvicinano. Non credo che questa posizione possa essere molto utile. Vediamo di rintanarci magari in un bel bunker. Forse qua sotto avevo visto qualcosa. Attenzione, ecco un altro. Probabilmente vedremo qua dentro possiamo fare qualcosa di meglio. Vediamo un po'. Eccoli, siamo molto più protetti. Perfetto. Attenzione, altro bersaglio davanti a noi. Oddio, ho fatto esplodere addirittura il barile. Ecco un altro. Perfetto. Vediamo un po'. Ci servono armi automatiche, magari con un alto ratio di fuoco. Attenzione, 3 nemici davanti a noi, ore 12. Vediamo un po'. Eccoli, maledizione. Beccati questa, amico mio. Abbiamo armi e munizioni, però dobbiamo stare molto attenti a non eliminarli. Attenzione. Il Big Jim. I Big Jim possono essere eliminati in maniera rapida tramite il nostro fucile di precisione. Beccati questo. Probabilmente con un colpo alla testa. Vieni, bello. Ecco un altro. Ecco che si avvicinano, dannazione. Abbiamo però tutte le munizioni al massimo. Attenzione, vediamo di prendere il nostro mitra. Dove vuoi andare, bello? Attenzione, ecco che arriva Sam con il suo elicottero. Dammi un po' di supporto con il tuo mitragliatore, amico mio. Vediamo di lanciare qualche bella granata da quella parte. Ok, perfetto, vediamo se possiamo farli saltare in aria. Avanti, grandi. Attenzione che stiamo terminando le munizioni però. Attenzione, il Big Jim. C'è nuovamente un Big Jim da quella parte. Attenzione che vogliono far fuoco al nostro caro amico Sam. Beccati questo. Dove vuoi andare, barbetta? Ok, c'è un altro barbone da questa parte. Vediamo un po'. Ecco il Big Jim davanti a noi. Vieni, amico mio. Perfetto, altri soldati. Perfetto, nascondiamoci nuovamente qui dentro. Stiamo per terminare le nostre forze. Attenzione, eccolo. La granata. Maledizione, via, 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 via. Eccoli. Eccone un altro, perfetto.
Attenzione, vediamo di recuperare un po' di munizioni. Sam è arrivato, maledizione. Ok, recuperiamo il tutto, le forze. Attenzione, eccoli davanti a noi. Vediamo un po' se possiamo lanciare qualche granata. Dove vuoi andare, bello? Tutti là dentro, perfetto. Attenzione, forse ne usciranno altri. Mamma mia, un altro Big Jim, un altro Big Jim. No, 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 no. Questo non mi piace. Ottimo colpo alla testa, l'abbiamo eliminato. Ecco ne altri davanti a noi. Abbiamo 82 colpi in canna. Vediamo quello che possiamo fare. Ok, ce n'è un altro qui dentro. Attenzione, eccolo proprio. Ma sbucano proprio, escono fuori come formiche. Attenzione, vieni qua, bella formicona. Mamma mia, sono belle grosse te formiche. Attenzione, eccone un altro. Dove vuoi andare? Lascia stare il mio amico Sam che ti spacco in due. Ok, ancora un altro davanti a noi. Guardate che ondate però rompiscatole. Deve essere appunto qui. Attenzione, attenzione, eccolo. Oh! Big Jim, via, 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 via. Maledizione, maledizione, abbiamo pochi proiettili. Big Jim davanti a noi. No, l'ho mancato, maledizione. Sam, no, 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 no. Sam, ricarica. Dannazione. Curiamoci, Sam. Dannazione. Ma non mi puoi aiutare, Sam. Avanti, avanti. Maledizione, maledetto. Avanti, curiamoci, un altro colpo di siringa. Forza, forza, Sam. Maledizione, devo nascondermi qui dentro. Forza, amici miei, forza che ce la facciamo. C'è il Big Jim davanti a noi. Sali sull'elicottero e fuggi con Sam. Dobbiamo fuggire, avanti, avanti. Un colpo di forza, un colpo di coraggio. Via, 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 via. Maledizione, via, via. Vai Sam, vai che ce la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Forza, scappiamo. Dannazione, tira su questo elicottero. Brutto stronzo di Sam, ti spacco la faccia, maledizione. Non mi hai voluto neanche aiutare. Una pistola non ce l'avevi, dannazione. Vediamo di far saltare tutto in aria. Abbiamo il nostro caro esplosivo qui davanti a noi. Facciamolo saltare, forza che lo stanno disinnescando. Dannazione Jason, datti una mano. Forza, maledizione, fai saltare tutto. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Però non posso tornare alla pista con te dentro. Devi lanciarti dall'aereo. Cosa? No, non voglio perdere farcela. tutto. Maledizione, abbiamo la tutelare. Non mi ricordo però come si utilizza, dannazione. Forza Jason, una botta di coraggio. Vediamo di andare. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Forse il livello più difficile in assoluto in Far Cry 3. Mamma mia, proprio un'intera troupe di soldati. Siamo alle riserve. Vedrai che ci si diverte. Ci siamo. Vai, salta. Oh mio Dio, non lo voglio fare. Dannazione. La tutelare. Dai. Silenzio radio effettuato. Ok, ecco la nostra bella tutelare. Vediamo dove possiamo andare. Addirittura la chiamata mentre siamo in volo. Dennis, ho trovato mio fratello. È vivo. E Connoit? Ho un piano per ucciderlo. A mio fratello. Riley ha bisogno di me. Jason, sei un guerriero dei Rakyat. Dimentica il passato. La tua famiglia ti rende debole. È mio fratello. Ricorda, la tua famiglia siamo noi. Dai, utilizziamo il paracadute che stiamo finendo a terra. Dai, ok. Oro Nero, nuovo capitolo della nostra storia. La storia si fa molto più interessante. Sam ha delle informazioni per noi. Adesso vedremo di arrivare. Però prima di affrontare una nuova missione voglio nuovamente recuperare le forze e soprattutto recuperare le munizioni, che davvero questa missione l'ho effettuata proprio senza munizioni, senza alcuna possibilità di cura. Come potete vedere non avevamo grandi possibilità di curarci. Qui abbiamo delle piante attorno a un recinto. Vediamo di raccoglierle. Allora, abbiamo un po' di aloe, perfetto, foglie verdi. Vediamo di raccoglierne più che possiamo. Ok, l'aloe probabilmente sarà, vediamo un po', come molte altre culture i Rakyat usano l'aloe per curare ferite e ustioni, quindi sono molto utili anche contro i Big Jim che hanno un equipaggiamento adatto al fuoco. Ok, vediamo un po' quello che possiamo fare. Raccogliamo anche quest'altra foglia verde, perfetto. Vediamo un po' se possiamo raccogliere anche quest'altra e creare un po' di pozioni, così possiamo magari affrontare i nemici nella maniera migliore. Allora, vediamo nella sezione della preparazione quello che possiamo fare. Un altro kit medico possiamo crearlo, ovviamente. Guardate quante medicine che possiamo creare, ottimo. Vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. Ancora siamo arrivati al massimo per la nostra possibilità. Vediamo un po' quanto che cosa possiamo fare per il nostro kit siringa. Eccolo qua, vediamo se possiamo ampliarlo. Diamo un'occhiata. Kit siringa grande. Abbiamo bisogno della pelliccia di leopardo. A quanto pare ne abbiamo 4 e ne servono 2. Vediamo di ampliarle e utilizzare un'altra scorta di siringhe proprio per il nostro caro Jason. Ok, siamo arrivati al massimo. Adesso abbiamo la possibilità di portare 9 siringhe su 9. Allora, abbiamo 5 medikit. Adesso il problema medicina è stato risolto. Dobbiamo risolvere adesso il problema munizioni. Vediamo un po' quante ne abbiamo. Diamo un'occhiata. Abbiamo il nostro caro fucilone che è completamente a pezzi. Però prima dobbiamo trovare un bel passaggio per la nostra cittadina qui vicina. Attenzione, qua c'è un gargoyle. Eccoli qua. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Qui addirittura ci sono delle auto. Perfetto, attenzione a non romperci le gambe. Ok. Allora,
Diamo un'occhiata nella nostra mappa, vediamo dove dobbiamo andare. Il nostro bersaglio è appunto Sam, dall'altra parte della mappa, proprio nella zona inesplorata. Qui c'è anche una bella torre radio, io direi di scoprirla in modo tale da ottenere una visione più ampia. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Andiamo immediatamente su questa bella automobile, guardate un po' che cosa c'è scritto, vediamo road, vediamo un po' road people, perfetto. Ok, vediamo di procedere, 500 metri la nostra torre radio, adesso vedremo di attivarla e di dirigerci al negozio di armi più vicino. Allora, vediamo un po', probabilmente da questa parte, calma! Qui c'è Hamilton in persona, mamma mia, queste belle strade di campagna. Ok, qui ci sono probabilmente due soldati dei Rakyat, no dei Rakyat, ovviamente della fazione avversa a noi stessi, però non ci riconosceranno perché abbiamo la nostra bella tuta. Ok, attenzione, forza che ce la facciamo, abbiamo il 4x4, avanti, no, cosa c'è da questa parte? Un burrone, vediamo un po' se... mi stavo proprio per lanciare dall'intera scogliera. Molto bene, ho cambiato un attimo macchina perché quella in precedenza non era di mio gradimento, adesso con questa bella decapotabile arancione vedremo di avviarci immediatamente al nostro punto di raccolta. Allora, 500 metri, prendiamo questa bella statale sulla nostra destra, attenzione alle galline, gli abbiamo spezzato probabilmente qualche bella gamba. Ok, intanto date un'occhiata alla bella signorina hawaiana che abbiamo appunto nel nostro cruscotto, perfetto, il nostro bersaglio deve essere a circa 500 metri, ok, procediamo, attenzione, ehi, qua ci sono pirati della strada, abbiamo il pelatone lì, toro seduto. Ok, la nostra torre radio deve essere appunto da quella parte, date un'occhiata appunto su quella specie di promontorio, vediamo di arrivarci, attenzione che queste strade sono molto complicate, eccole, una specie di sottopassaggio, anzi una specie di ponticello, mi fate passare ragazzi, volete pagato, come dire, l'autostrada, attenzione, questi barboni, mi fate passare, non vi fate investire, maledizione, che poi ve la prendete con me. Ok, eccoci arrivati finalmente alla nostra torre radio, dobbiamo farci un paio di metri in scalata, abbiamo gli scarponcini da roccia, quindi ce la possiamo fare. Ok, vediamo quello che possiamo fare da queste parti. Ok, con la torre radio, come dire, scoperta, avremo la possibilità di ottenere molte più armi nei negozi circostanti. Allora, vediamo un po', probabilmente Hoyt, come dire, avrà una sorta di sospetto per la sua nuova parabola che è andata in fumo, quindi adesso vedremo che cosa avrà e soprattutto le sue reazioni. Bene, eccoci arrivati, vediamo di fare un po' di Peter Parker, diamo un'occhiata qui intorno. A quanto pare la nostra bella torre radio è pronta per essere scalata, il nostro caro Jason, dopo essersi scolato una bella bottiglia di vodka, si è anche fatto la puntura contro il tetano, quindi siamo a posto per tutti questi dannati ferri arrugginiti, molto bene, vediamo di salire anche al piano superiore, Jason. Allora, vediamo un po', qui ci sono delle belle corde, quindi probabilmente dobbiamo fare un po' di salto in lungo, vediamo se possiamo farlo, ce l'abbiamo, la polverina nelle mani, ok, dai, attenzione, no! Maledizione, ci siamo spaccati una gamba probabilmente. Risaliamo, dannazione, è più difficile affrontare una torre radio che un intero livello, maledizione. Vediamo un po', dai, Jason che ce la facciamo, bel salto in alto, dai, forza! Maledizione, proprio un vero e proprio rincitrullito Jason. Probabilmente tutto la vodka che si sarà bevuto gli ha dato al cervello. Vediamo un po' se possiamo farcela. Avanti, dannazione, un bel salto Jason. Ok, grande, hai deltoidi belli potenziati, quindi ce la possiamo fare anche a scalare queste belle torre radio. Ok, vediamo, qua c'è una bella stradina, grande, vediamo un po' da questa parte. La strada sembra abbastanza complicata, dobbiamo andare per forza, anzi esclusivamente da questa parte. Vediamo un po', forza Jason, che ci sbatte la testina, caspita, dannazione, avanti, proprio complicatissimo salire queste torre radio. Vediamo da questa parte, ok, vediamo un po', qui addirittura munizioni, perfetto, non faremo un bel salto al negozio grazie a questa bella torre radio. Ok, vediamo da questa parte, avanti amico mio che ce la fai, non c'è niente dove aggrapparci, qualcosa del genere. Dannazione, vediamo un po', forse ho capito, forse dobbiamo fare un bel salto da questa parte, ok, e salire immediatamente da quest'altra. Allora, vediamo un po' se ho capito bene. No, siamo allo stesso punto di prima, però ci siamo accorti che ci sono dei bei soldini, con questi ci scoleremo una bella birra. Allora, vediamo un po', maledizione, vediamo da questa parte, ce la possiamo fare Jason, maledizione, calma, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Continuiamo verso il piano superiore, andiamo, olè, attenzione che qui c'è addirittura un piccolo ferro davvero molto corto, quindi dobbiamo stare molto attenti. Jason prenderà di scarpe sì e non 47, quindi dobbiamo stare attenti a non uscire di fuori. Ok, forza che ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo un po', dai che ce la stiamo facendo. Stavo per arrivare addirittura dall'altra parte. Vediamo un po', dai, tirati su amico mio. Perfetto, altre belle scale. Vediamo un po'. Addirittura dobbiamo fare Assassin's Creed, qui ci dobbiamo lanciare nel vuoto. Vediamo un po' se ce la possiamo fare. Dannazione, ma forse ce la facciamo direttamente. Ole, perfetto. Finalmente arrivati alla cima di questa bella torre radio, nonostante tutte le peripezie. Vediamo se possiamo attivare finalmente la nostra cara torre radio. Abbiamo tanto il nostro bel macete, vediamo se possiamo divertirci un po' come elettricisti. Vediamo cosa c'è qui intorno. Avanti Jason, attiviamo il tutto, vediamo cosa c'è da queste parti. Allora, torre radio attivata, vediamo cosa troviamo qui intorno.
intorno, addirittura c'è una specie di vecchio parcheggio ormai andato a male, perfetto, vediamo da questa parte, questa addirittura una specie di cimitero di auto, vediamo se troviamo qualcosa di interessante, è una vecchia discarica, niente di importante, però abbiamo la possibilità di ottenere molta più visuale. Ok, torre radio attivata, vediamo se possiamo scendere da questa parte, molto bene, attenzione al collo Jason, calma! Torre radio attivata, perfetto. Vediamo di raccogliere anche qualche bella piantina. Qui addirittura questo è come dire, una sorta di pick up per le missioni secondarie. Perfetto. Vediamo di fare un po' una raccolta di medicine come queste. Perfetto, foglie verdi. Molto bene. Vediamo se possiamo raccoglierne qualche altra, soprattutto più avanti, sopra questa specie di collina.